Quindi il binomio tra ciò che è sviluppo anche legato ad aspetti tecnologici, perché chiaramente dobbiamo sempre confrontarci con una realtà sociale che avanza in modo rapido, e quella che è la qualità professionale di ognuno di noi, che indubbiamente è lo zoccolo duro, ritieni anche tu che sostanzialmente sia sempre più importante nei prossimi anni. Assolutamente il binomio tecnologia e comunicazione, ecco, di ciò che si sta portando avanti, perché la Regione Veneto, per esempio, è una di quelle regioni che ha investito, diciamo, prima di altre realtà proprio nell'ambito della comunicazione, mi viene in mente per esempio l'aspetto televisivo, che sono state fatte, anche la Regione Toscana ha fatto questo e altre realtà, ma per dire l'aspetto di riuscire non solo a fare delle attività, ma poterle comunicare al meglio all'esterno attraverso strumenti innovativi, attraverso progetti innovativi di natura tecnologica, credo sia ad oggi ancora di più di ieri la strada giusta.